in Veneto. I nostri graditissimi ospiti, partendo qui dalla mia destra, Alberto Maretto, che è il presidente della compagnia teatrale amatoriale Amici del Teatro di Pianica. Buonasera a tutti i telespettatori e grazie dell'invito di Vincenzo che ci ha voluto in trasmissione. Ecco, poi a seguire, sempre della compagnia teatrale, infatti li vedete anche vestiti diciamo in abiti da scena, ma poi vedremo anche il perché, quindi è un motivo in più per stare incollati al televisore. Arcavio Agostini. Buonasera, grazie. Benvenuto. Poi abbiamo ancora Nicola Patron e poi da ultimo della compagnia teatrale, eccolo qua, Elena Stefanello, sempre della compagnia teatrale. Benvenuta. Ecco, poi invece qui alla mia sinistra abbiamo Giordano Agrizzi, che è il presidente dell'unica rete di impresa che esiste qui in Veneto, che si chiama Ad Hoc Consilia. Benvenuto Presidente. Grazie. Poi abbiamo in seguito Valerio Favaron, che invece è il segretario della città metropolitana di Venezia del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, benvenuto a lei. E poi da ultimo, ma non per ultimo, la dottoressa Paola Ghidoni, che è l'esponente della Lega per Padova. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, ovviamente i temi della politica nelle ultime puntate ci hanno bruciato un sacco di tempo, abbiamo dovuto parlare, discutere animatamente. Le ultime puntate, le precedenti, le abbiamo interamente dedicate il giovedì scorso, se vi ricordate, all'opinione, quindi ho fatto venire appositamente giornalisti da tutto il Veneto proprio per affrontare i temi della politica, perché poi il venerdì dopo invece abbiamo parlato dei vincitori, perché alla fine ho scoperto che hanno vinto tutti. Quindi stranamente, io non dico più stranamente, in maniera molto semplice, abbiamo scoperto che tutti hanno vinto, oppure hanno recuperato, oppure hanno preso più di quello che era previsto nei sondaggi. Però poi approfondiremo poi con i nostri politici che abbiamo qui in studio. Ecco, prima di entrare e poi di parlare anche di altri argomenti, io vorrei chiedere a Giordano Agrizzi che cosa è Ad Hoc Consiglia. Io prima ho parlato di rete di imprese come la prima rete di imprese in Veneto, anzi l'unica vera rete di imprese in Veneto, però ci vuole un po' spiegare che cos'è, come funziona Ad Hoc, Presidente. Grazie Vincenzo. Diciamo che Ad Hoc non è una rete di impresa, perché altrimenti la confondiamo con tutte le reti di impresa che si stanno creando e quant'altro. Diciamo che è una comunità, una community di imprenditori che amano confrontarsi e aiutarsi, perché c'è un grossissimo problema di solitudine, un problema di espansione, soprattutto per quanto concerne le piccole e medie imprese e gli artigiani. È nata da una mia, intuizione tanti anni fa. Io ero un imprenditore, avevo esportato in tutti i paesi del mondo, all'epoca in circa oltre 75 paesi del mondo, e ho avuto anche un fallimento importante, e dopodiché una grossa riflessione, sono ripartito, però le difficoltà c'erano. E nello sviluppo della mia attività mi sono reso conto che ero diventato dipendente dall'attività. Non lavoravo per il piacere, ma lavoravo perché ero costretto a tenere in piedi un carrozzone che diventava sempre più pesante, perché voi capite che ci sono gli operai, ci sono i clienti, ma quando sbagli a fare una fornitura il cliente non paga, si creano tutte le problematiche che le piccole e medie aziende hanno. E che mi sono messo in discussione e ho cercato di capire, attraverso... In questo momento di sofferenza, di stress e così, nel frattempo da giovane aitante, pieno di vita e di sport, ero diventato una massa di carne importante, pesavo più di 100 kg, per cui mi vedevo abbruttito, mi vedevo appesantito, lo stress, che avevo anche 3 figli piccoli ma che non riuscivo a godermi a famiglia, per cui un giorno ho avuto una folgorazione, ho avuto un'intuizione e ho capito che sbagliavo tutto. E a quel punto sono arrivato a casa, ho detto di questa intuizione, di questa percezione alla mia compagna, e ho deciso di chiudere e mettere in liquidazione l'azienda. In quel momento cosa avevo capito? Non avevo avuto né visioni né allucinazioni né quant'altro, ma ho capito che stavo sbagliando l'impostazione, che l'azienda non è un sistema per fare soldi, ma è un'organizzazione di persone che possono raggiungere gli obiettivi, che hanno degli obiettivi a raggiungere. E siccome
mi sono reso conto che non conoscevo bene come ero fatto io, è chiaro che non conoscendo bene come siamo fatti, come funziona la nostra mente, il nostro cervello, il nostro corpo, abbiamo difficoltà a guidare le persone, chiaramente, no? E per cui mi sono detto, se tu vuoi cominciare a capire come migliorare te stesso, puoi mettere dopo questa qualità, questo sapere anche a disposizione degli altri. Per cui ho messo in liquidazione l'azienda e ho cominciato 10 anni di ricerca e di studio. Sono andato a capire soprattutto come i grandi imprenditori pensavano, no? Loro non sono padroni di un qualcosa, loro condividono l'azienda in maniera con percentuali bassissime, ma tanti capitali, tante persone, tante idee. Quando poi guadagnano da una nuova attività, investono in nuove attività, ma sempre condividendo. Mentre noi in Veneto cosa siamo? Padroni della nostra piccola realtà, non riusciamo a creare sinergia con gli altri, ma nel nostro guscio, nella nostra diciamo piccola caverna che ci siamo creati, non abbiamo neanche la possibilità di imparare, di condividere e soprattutto di capire come sta funzionando il mondo. Per cui ho detto, se queste persone vedono in questa maniera, perché anche noi piccoli imprenditori non possiamo cambiare il nostro atteggiamento e cominciare a aprire e così. Però in realtà, conoscendo Confindustria, conoscendo Confartigianato, tutte le associazioni imprenditori, tutti davano servizi, ma nessuno pensava alla crescita della persona, al cambiamento della persona. E così mi sono detto, io invece di continuare a fare l'imprenditore in maniera tradizionale, potrei creare un'attività e mettermi a disposizione di tutte quelle persone che vogliono confrontarsi, crescere e aiutarsi per sviluppare nuove idee, nuove intuizioni, nuove possibilità, nuove attività, perché tutto nasce dalla cooperazione e dalla sinergia. E così ho pensato che fosse possibile creare un qualcosa, una comunità di persone che vogliono aiutarsi e mettere a disposizione gli uni degli altri il proprio talento, la propria capacità. 10 anni fa ho trovato la seconda persona che dopo molto tempo che stavo cercando condivideva questa idea, allora eravamo in 2, oggi praticamente a 10 anni di distanza siamo 200 in tutto il Veneto. Bene, ma consenta lei, prima giustamente ha specificato rete d'impresa la differenza del community, quindi un gruppo di imprese che si scambiano informazioni, che si scambiano esperienze. Si vuole poi raccontare come avviene poi effettivamente questa cosa, cioè perché in effetti vista dall'esterno, ecco, però diamo un po' maggiori informazioni, cioè come funziona, ci si vede, perché poi io penso che il cliché classico è vabbè allora vi vedete, vi scambiate i bigliettini da visita, invece non è così, cioè, spieghiamo un po' come... Diciamo che attraverso l'analisi e lo studio, perché negli 10 anni che ho studiato ho capito che anche che ci sono una percentuale minima di persone che possono condividere queste idee perché c'è molta diffidenza. Generalmente è difficile condividere qualcosa con la persona che ti guarda di traverso, che ha diffidenza, che ha paura che tu lo freghi. Per cui ci ho messo moltissimo tempo a capire come selezionare quel 3% di persone che amano invece confrontarsi e stare insieme. Per cui alla base prima c'è la ricerca e la selezione di queste persone e dopodiché ho creato un sistema semplicissimo, ci si trova perché trovandosi ogni mercoledì sera è facile, no? Tutti si arriva allo stesso posto, per cui si ottimizza il tempo, si ottimizza il viaggio senza sprecare tempo, eccetera. Ci si trova in uno stesso posto, ma quella che è la cosa fantastica è che nella serata che ci si organizza, che se poi c'è un argomento interessante o a livello imprenditoriale, o un imprenditore che si presenta e che racconta le sue difficoltà, ma anche i suoi successi, c'è questa condivisione e soprattutto quello che gli imprenditori amano era lo scambio, ma lo scambio soprattutto anche fra aziende di diversa natura, perché vengono fuori, perché molto spesso quando ci si trova in una filiera di lavoro l'argomento è sempre quello e per cui ci si focalizza, quando invece c'è un brainstorming fra persone di diversa natura, ecco che vengono fuori le idee, le intuizioni e la possibilità di creare nuove opportunità. La focalità e la centralità però di questo progetto, perché cosa ho capito io quando sono partito? Ho capito che il problema dell'azienda non erano i miei collaboratori, i clienti, ero io.
perché siamo noi direttori d'orchestra. Ma se non siamo in grado di capire che prima di creare un'impresa, prima di collaborare con gli altri, prima di guidare gli altri, dobbiamo mettere a posto noi stessi, perché chiaramente se pensate, io pesavo 112 kg, ma a 112 kg quando vai a presentarti davanti a qualcuno uno dice ma forse Mari non sei la persona che è credibile, no? Per migliorare, per fare eccetera. Per cui se una persona è coerente con se stessa e pensa che al primo posto ci sia la sua salute, la sua gioia, la sua felicità, prima cerca di mettere a posto se stesso. Quando tu impari a star bene con te stesso, automaticamente impari a star bene con gli altri. Ecco che si creano le sinergie, ecco che si crea la possibilità di migliorare, di trovare nuovi clienti, di espandere nuovi mercati, e il nostro progetto focale è soprattutto aiutare le persone a crescere, anche quelle che fanno i servizi interni, ma soprattutto migliorare la fase di esportazione, perché pensiamo che tramite l'aumento dell'esportazione ci sia anche un maggiore introito di ricchezza per il Paese. Certo, però lei ha detto una cosa molto interessante, Cristian. Io in puntate precedenti ho parlato spesso dell'imprenditore solo, vessato dallo Stato, perché ovviamente questa solitudine fa gioco forza dello Stato, perché va dall'imprenditore a torchiarlo di tasse. Ma la cosa più particolare è il fatto che comunque l'imprenditore è solo, ma non solo nel senso perché può essere anche vicino a tante persone, ma essere solo allo stesso tempo, cioè non ha nessuno con cui confrontarsi. Allora, non possiamo parlare con questi dipendenti, perché i dipendenti non riescono a capire, diciamo, le difficoltà che può avere l'imprenditore nel rischiare. Non possiamo confrontarci con le nostre mogli, perché se dobbiamo confrontarci con le nostre mogli scarichiamo le nostre tensioni e creiamo ancora più tensioni in famiglia, quindi allarghiamo il giro delle tensioni. I commercialisti sono ormai investati anche loro da continue circolari, leggi che cambiano, quindi non si crea più quella confidenza che invece c'era una volta, i commercialisti diventavano un riferimento, l'imprenditore è solo. Il Veneto, fra l'altro, l'imprenditore veneto tendenzialmente tenderebbe a essere un po' troppo individualista, cioè vediamo per esempio l'esperienza di quelli che sono a 150 km da noi, in Emilia Romagna. Parlavo con degli amici, per loro è facile associarsi, è facile comprare un trattore e dividerlo automaticamente fra le varie persone. Invece qui ognuno si compra il suo trattore. Io credo che veramente dovremmo imparare, se il Veneto imparasse, e questa trasmissione mi fa piacere che si parli di questi argomenti, perché è giusto, proprio che una trasmissione dedicata al Veneto, è giusto che si parli di questo. Se il Veneto imparasse a rompere il muro della diffidenza e ad avvicinarsi con serenità all'altro imprenditore per scambiarsi le idee, non per dire oddio adesso mi frega, ma mi ruba il mestiere o mi ruba il cliente, ma con la disponibilità ad imparare altre esperienze, ad acquisire altre esperienze, a confrontarsi. Io credo che questo arricchimento è quello di cui ha bisogno l'imprenditore veneto. È d'accordo, Glizzi? Sì, è proprio quello che lei sta dicendo, Vincenzo, che noi mettiamo in atto. Nella serata che facciamo innanzitutto si sente un'energia incredibile e la voglia proprio delle persone, imprenditori, anche professionisti, perché l'imprenditore ha bisogno anche del sostegno di ottimi professionisti, perché chiaramente non sa come gestire bene la finanza piuttosto che eccetera, però la disponibilità proprio a questo tipo di condivisione di aiuto e quello che abbiamo scoperto da 10 anni è che le persone che arrivano magari con un problema a casa, un problema familiare, un problema in azienda o che hanno magari avuto un contrasto col cliente o quant'altro, dopo la serata hanno una carica energetica spaventosa. Perché? Perché noi siamo energia e aiutiamo gli altri, noi con la nostra simpatia, con il nostro sentire, con il nostro informarci, no? E con il nostro capire l'altro, perché quello che io ripeto in continuazione all'interno di questa comunità è che ogni persona è un'opportunità pazzesca. Io se riesco a creare una buona relazione con tutte le persone, accedo alla loro conoscenza, perché ogni persona è un ponte verso altre opportunità, altre persone, altre ricchezze, altra cultura e quant'altro. Se noi creiamo un insieme, creiamo appartenenza, è chiaro che ne beneficia tutto il sistema sociopolitico. Benissimo, ecco, poi approfondiremo ancora, grazie Presidente. Adesso lanciamo
la pubblicità e poi rimaniamo incollati al televisore perché vedremo all'opera la nostra compagnia teatrale. Business plan e quant'altro, però la prima cosa che dobbiamo normalizzare siamo noi. Nella mia testa il sogno di diventare imprenditore già a 16-17 anni. Sei molto più preparato di me. Un grande applauso per Massimiliano. A Milano Ottica Vittoria, centro contattologia. Occhiali e prodotti delle migliori marche. Garantiamo un risparmio fino a metà prezzo. Lenti da vista. Una lente la regaliamo noi. Eccoci qua, siamo in diretta, sono 21:19, trasmettiamo sempre dagli studi di Rubano qui di Canale Italia. Ecco, Maretto, lei è presidente nonché attore di questa compagnia teatrale amatoriale, sottolineo amatoriale, Amici del Teatro di Pianiga. Ecco, l'ultima volta che sono andato a teatro, 7-8 mesi fa, non mi ricordo adesso l'inverno, cioè non mi ricordo il periodo esatto, però sono entrato in questo teatro e io sembravo un adolescente, cioè l'età media era 95 anni, gente con Carlino, non sto scherzando, gente proprio, dico, ma è possibile che la cultura teatrale in Veneto è relegata a roba, mi scusi, dico questo termine un po' provocatorio, da vecchi?
Sì, diciamo che colgo questa domanda appunto per parlare anche della nostra esperienza, e abbiamo visto sì tanti spettacoli di vecchia tradizione, quindi Goldoni, c'era Capovilla che andava molto nel Veneto e quindi attirava anche un certo tipo di pubblico. Noi come compagnia, essendo anche di un'età, a parte il sottoscritto, più bassa, abbiamo preferito scegliere degli spettacoli che aiutassero il gradimento del pubblico, e quindi degli spettacoli più leggeri e fatti in modo che il pubblico che viene a vederci sia contento, esca alleggerito da tutte quelle cose che attualmente la società propone. Diciamo che è un po' un periodo buio per l'economia, come diceva anche il collega, e appunto noi puntiamo molto sul divertire la gente. Con la nostra compagnia, che sono 12 anni che è in piedi, e abbiamo praticamente creato... Quindi per i giovani, mi ha detto, alla fine si avvicinano poco perché sono distratti da altre cose, dai social, dal cinema. Sì, parecchio. Ormai c'è Netflix, si metti là, apri il computer, riguardi il film. E invece secondo me respirare, visto che prima Grizzi parlava di energia da trasmettere quando si condivide con gli altri, io credo che l'energia che ci sia a teatro è un'atmosfera diversa, veramente sì. magnetica. E il fatto poi che i giovani pensano che il teatro sia roba da vecchi, noi cerchiamo proprio di dargli l'esatto contrario, facendo come? Nel nostro paese, per esempio, organizziamo degli spettacoli domenicali di pomeriggio in cui portiamo le famiglie con i loro figli e cerchiamo di dare il primo contatto, con degli spettacoli molto, molto divertenti. Con questo poi ci spostiamo al sabato sera, in cui proponiamo delle compagnie molto giovani e con degli spettacoli davvero esilaranti e sotto il punto di vista delle battute, quindi non commedie pesanti, che sono difficili da seguire. E niente, noi ultimamente abbiamo avuto la fortuna di avere come autore un noto cabarettista trevigiano che è Davide Stefanato, ed è stata una scommessa perché abbiamo sempre recitato in italiano commedie molto divertenti, tra cui anche Goldoni in italiano lo fanno in pochi, noi l'abbiamo fatto, e ci siamo spostati sul dialetto, non prendendo una cosa già fatta, perché abbiamo sempre voglia di sperimentare, di cambiare sempre regista per non cadere nello stesso cliché. Ogni attore ha un personaggio diverso in ogni spettacolo che facciamo, quello ci permette anche di creare, motivarsi, a crescere nella... Però ecco, diceva, mi ha detto prima, parlava di Stefanato, sì. Io ho preso un contributo, ci ha fatto una dedica. Sì, purtroppo... Marco, vogliamo lanciare il video, poi magari parliamo di Stefanato? Ciao a tutti, ai telespettatori di Insieme Idee e Persone e agli ospiti presenti in studio. Avrei tanto voluto essere con voi questa sera, però purtroppo il lavoro mi ha portato altrove. Mi chiamo Davide Stefanato e sono l'autore e regista della commedia Ancora 6 ore, portata mirabilmente in scena dagli amici del Teatro di Pianida. Un piccolo consiglio per i telespettatori: se avete un po' di tempo e avete voglia di divertirvi, andate a vedere questa commedia. Si chiama Ancora 6 ore, ma non dura 6 ore, dura al massimo 2 ore, quindi non preoccupatevi, non vi rapiamo. Divertimento sano in salsa veneta, la salsa la scegliete voi, che ne so, il crenga, pevarà, fate voi, non c'è problema. È uno spettacolo per tutta la famiglia ed è veramente, non perché l'ho scritto io, ma perché gli amici del Teatro di Pianiga l'hanno fatto veramente in maniera molto molto divertente, ha vinto anche un sacco di premi. Andatelo a vedere, vedrete che ne sarete estremamente soddisfatti. Ciao a tutti, è stato un piacere e spero di essere con voi la prossima volta. Ciao, Davide Stefanato. Ecco, ringraziamo Davide Stefanato, che sappiamo essere un professionista emergente, sicuramente molto bravo. Ecco, però Alberto, prima lei parlava di sketch divertenti. Ecco, siccome io vi ho chiesto di preparare 2 sketch, vi volete già preparare sì. una? Poi magari parliamo anche dei premi, che prego la regia di far vedere, che avete preso qui in Veneto, perché insomma, negli ultimi 3 mesi appunto abbiamo avuto un exploit in varie province del Veneto, quindi da Rovigo, Vicenza e Venezia. Abbiamo vinto il primo premio del gradimento del pubblico in ogni rassegna in cui abbiamo partecipato. Siamo rimasti veramente esterrefatti del successo di questa commedia, perché intanto è inedita ed è molto divertente, leggera, però rispecchia un po'
La filosofia? La filosofia del Veneto, diciamo, noi abbiamo un protagonista che dopo lo vedremo all'opera, che è Tony Trevisiol, ed è un anziano che sta passando gli ultimi anni della sua vita con la sua badante e logicamente tutti i parenti, tra virgolette serpenti, ci stanno sotto perché aspettano l'ultimo respiro dell'anziano. Io in questo caso faccio la parte del fratello, del dendioso fratello, cioè quello che ha sperperato i soldi in giro, dei genitori, e ci sono altri contenditori, c'è il parroco del paese che vorrebbe un pezzo della casa, c'è il dottore, ci sono tanti personaggi che vogliono prendere questa eredità e in questo caso rispecchiamo un po' la società odierna, logicamente con un finale a sorpresa che lasciamo al pubblico venire a teatro a scoprire, perché anche quello è molto divertente. Va bene, allora preparatevi, facciamo questo sketch in diretta, vi lascio il campo libero. D'accordo. Tony Trevisiol, da questa parte, prego. Ciao, Tony carissimo, ma ti vedo sempre meglio. Ogni volta che torno ti trovo sempre più in forma. O sbaglio? Te sbagli, sì, te sbagli. A topi medicine mica 3 farmacie. Però te sai come si dice qua? Se tira avanti perché in Rio non si può, Salace come al solito. Ascolta, Ciano, dimmi un poco, ma dove si sta sto giro? Sono stato a Berlino, al Visuelle Kunst Festival. Conosci, Tony? O questo che non conosca è il Couscous Festival. Del resto è il più grande festival di arti visive mitteleuropeo, Tony, dovresti conoscerlo. Ascolta, dimmi un poco, Ciano, ma il mese passato dove si sta? Sono stato a Berlino, ripeto, e poi sono stato anche in Grecia, sì, Grecia, Creta, dove si sta? Creta, per la precisione, bravo. Sì, va bene, dai, Grecia, Creta, sempre la stessa no, finestra. non è la stessa cosa, attenzione, sono due cose diverse. Sì, ascolta, Giano, ma dimmi un poco, ma gli skei, fate tutti sti giretti, dove i cati tu? Uffa, Tony, ancora con questo retaggio borghese del denaro. Vedi, Tony, io vivo di arte, io respiro bellezza, io mi nutro di sensazioni, Tony. Sì, te nutri solo di sensazioni, anche perché non te che skei neanche per comprare il pan biscotto. In effetti, ultimamente, diciamo che le finanze latitano, sai? Sì. I nostri genitori ci hanno lasciato una piccola proprietà, te questa splendida casa, e cosa vuoi? A me, il vil denaro. Vil denaro? Ma si te che aveva da star ben ti anche a tuoi fioi. Sì, ma io di figli non ne ho e quindi il vil denaro... E tu che hai mangiati su? Uffa, Tony, ma vengo a darti un saluto e tu mi tratti in questo modo. Ma insomma, Tony... Scusa, ma cosa vuoi che te dica? Ogni volta che te vieni qua per domandarmi qualcosa e ora te sei Ecco, a proposito di chiederti qualcosa, avrei... qua, se avevo mica veniva mai. Mi trovo nella scomoda posizione di chiederti un piccolissimo prestito. Ascolta, Ciano, dimmi, siamo fra lei. Un piccolo buco in banca che conto di coprire al più presto, un'inezia, una stupidaggine. Se posso date una mante a Lau, dimmi cosa che ti serve che... 15.000 euro. 15.000 euro? Sì. 15.000 euro? Ma certo. Ma 15.000 euro non sei un busetto. Ah, no? 15.000 euro sei una voragine. 15.000 euro sei un pozo senza fondo. 15.000 euro sei una cava delle ame. Ma Tony, tu riesci sempre a farmi sentire in colpa, Tony. Ecco, se i nostri genitori al posto della casa avessero lasciato a me questa casa, al posto del vil denaro, io qui ci avrei costruito un teatro, Tony, qui si sarebbe respirato musica, arte, sperimentazione, Tony. Qui avremmo potuto vivere come dei barboni. Se te avesse da sa a casa a te saresti mangiato in manco di 3 anni. Tony, tu lo sai che questa casa finirà comunque per essere mia, no? Sì, ma prima goda morire di e ti che te lo sappi mi non moro. Tony, guardati, hai già un piede nella fossa. Sì, ma che altro dopo lo pagate soldadrio? No. Va fuori da casa mia prima che mi viene a fare la missa. Ma cosa sta succedendo? Ma signor Luciano, le avevo detto che Antonio poteva avere degli sbalzi d'umore e a causa delle pastiglie che prende. Ma non sei pastiglie che to, si vuoi altri do che mi fa diventare matto, tetani. Ma cosa è successo? Niente, Lorella, è che parlare d'arte e cultura con Tony è davvero tempo sprecato. Ma qua è arte, qua è cultura, qua si parla di skate qui che ti nota che è. Va bene, vado via, torno più tardi, magari ti sarai un po' calmato, E ricordati una cosa,
Sono sempre tuo fratello, mettiti una mano sulla coscienza, eh? Sì, che altro mi metto soltanto qui, ma va fuori da che aria scarseva. Arrivederci, Lorella, dopo. Guarda, mi tocca sempre diventare amato con questo qua, e me toe tutto, e me toe. Antonio, ma cosa... Assa stare, che mi faccia pane irrabbiato con quello là, e mi domanda sempre schei, e non è neanche schei, per comprarsi un chiodo per piccare il quadro. Su, Antonio, ormai lo sai com'è, non te la devi prendere. Mi non mi acciappo, sei io che mi acciappa i schei. Sì, Antonio, ma te devi fare quello che ti va di fare, quello che ti fa star tranquillo. E mi fa stare tranquillo, dai, che proprio un bel niente. Va bene, ma adesso stai sereno. Ciao, bea, guardami. So come il Doge, serenissimo. Non sai che adesso mi sento in colpa perché il gas seminato tutti i sopra anche sperando che crescesse. So a posto, mica a me coscienza. Antonio, Detto capio? Rilassati. So rilassatissimo. Stago da pappa. Non mi faccio mica incanare dei problemi e debiti che mi fratello, mi detto capio? Antonio. Dimmi. Antonio. Dimmi. Antonio! Battore, che libretto di assegni va, che sistema che sanno in suga di me fratello. Te lo sai che c'hai un cuore d'oro! Se tutti così taccai schei, che un dio che altro mi chiamaria anche a quello. A me dei tuoi soldi mi interessa ben poco. La mia paga si intende, ma non €1 di più. Si chiama dignità. Ciao, ascolta, a proposito di dignità, ho sento che qua mi pare sentire spuzza da bruciare. Signore, ho dimenticato la roba sul fuoco. Torno subito, Antonio. Non solo te fai una tisana qui che siti, ma ti riesci perfino a bruciare il minestrone. Come cosa te fa proprio fastidio. Parola di brucia papusse. Antonio, mi spiace, ma per la cena c'è da aspettare ancora un pochino. Sì, va bene, dai, ascolta, ho capito. Ascolta, corriva a me fratello, te che adesso il libretto qua, sento, mi raccomando. Vado a buttarmi un altro pochettino perché ho ancora un pelo di sonno, va. Maria Vergine, sempre, sempre. E sta attento a non bruciare anche il tiramisù che sei in frigo. Bene, un applauso perché... Direi bravissimi, fenomenale il bruciare il tiramisù nel frigorifero, un'iperbole simpatica. Bene, bravi, complimenti. Ecco, quindi parlavamo adesso, Maretto, un po' del discorso dei premi. Ci vuole raccontare un po' quindi il vostro programma perché adesso la stagione sta finendo, sì. Di fatto è finito, sta finendo, riparte poi a settembre? Esatto, e noi praticamente ripartiremo a settembre con varie date che sono già pubblicate sul nostro sito internet, amicelteatrodipianiga.it. E appunto con questo successo che abbiamo avuto ultimamente abbiamo avuto parecchie richieste e le dirò che siamo già arrivati a marzo completi di programma, 2 al mese, e andremo in parecchi altri concorsi. Infatti molte compagnie, molti organizzatori di rassegne sono venuti a vederci, per esempio a Bassano, e ci hanno invitato a Vicenza, andremo anche a Merano a dicembre. Insomma, gireremo un po' tutto il Veneto e anche il Trentino in questo caso e niente, abbiamo contatti con altre compagnie per continuare il nostro programma con questa commedia. Nel frattempo ne stiamo preparando un'altra comunque, tanto per non stare fermi. Ecco, io prima ho sottolineato, ho detto amatoriale, cioè compagnia teatrale amatoriale, ho sottolineato, perché comunque voi fate, cioè non è che questa è la vostra professione, quindi è un hobby, fra virgolette, che esatto. Ognuno fa la sua attività, però riuscite a coltivare questo momento. Una volta alla settimana per preparare, 2 quando siamo, diciamo, sotto debutto, tra virgolette. E sì, la nostra è una compagnia amatoriale iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori, Veneto in questo caso. Il Veneto è molto diciamo ricco di compagnie perché se ne contano 50-60 per provincia e in tutta Italia siamo circa 1500 compagnie. Bene, adesso magari lo chiedo a tutti chi vuole rispondere della compagnia. Prima con Agrizia abbiamo parlato dello scambio di informazioni, cioè noi se rimaniamo isolati, chiusi noi stessi, non ci confrontiamo con gli altri, non cresciamo, non abbiamo poi quell'apertura mentale che ci permette di arricchirci dell'esperienza degli altri, quindi di crescere, di scardinare le nostre sicurezze che sono la nostra comfort zone, che però insomma se riusciamo a scardinare ci permette di crescere, non superiamo l'ostacolo della diffidenza, l'ostacolo di quelle cose che ci danno fastidio per arrivare a un livello superiore. Quindi voi quando siete a teatro, cioè
qual è il rapporto, diciamo, come dire, magnetico con il pubblico? Perché è una cosa questa che mi sono sempre chiesto, cioè quando voi sentite il pubblico, lo percepite, sentite che quando stanno bene, cioè vi danno anche energia, com'è lo scambio? Ecco, Sì, assolutamente, rispondo io perché mi sento molto preso da questo tipo di discorso, nel senso che bisognerebbe raccontare un po' anche l'ante e il post, però concentriamoci sul durante, perché è una sensazione meravigliosa. Diciamo che già ai primi respiri quasi si può percepire se una cosa, se stai facendo una buona rappresentazione, se il pubblico apprezza e gradisce. E dopodiché, appunto, una volta che hai capito e si è stabilito, diciamo, il contatto di base, non dico che può andare solo meglio, però diciamo è una buona partenza. Dopo sta a noi come attori addirittura non enfatizzare questo rapporto, ma stare sempre comunque sul pezzo, perché se la commedia funziona come è stata impostata, funzionerà sempre così, perché poi il rischio magari è di farsi coinvolgere troppo appunto dal pubblico, dalla risposta del pubblico, ed esagerare alcuni atteggiamenti rispetto alla norma. Ciò nonostante è evidente la percezione che si ha mentre si recita del coinvolgimento che non solo abbiamo allenato stando fra di noi e provando, eccetera, perché è necessario ed è fondamentale che si capisca bene che relazioni ci sono tra i personaggi e i conflitti che ci sono, eccetera. Ma poi quando si trasferisce tutto sul pubblico, quando capiamo che anche il pubblico ha capito questa cosa, che è fondamentale se vuoi fare un buon spettacolo, allora diciamo che hai vinto, hai comunque vinto. Già e lo senti, si sente, si respira. A volte io ho anche la sensazione che si tocchi, sarà perché forse gli do una immagine così un po' poetica. Ecco, bene, sì, bene. comunque sì. È quella cosa che diceva prima Grizzi, no? Quel magnetismo che si tocca, che quando si è tutti assieme, che è un'energia, perché si dice insomma che poi alla fine ognuno di noi sprigiona un'energia positiva, e quindi questa energia messa assieme crea comunque la community, no? Che non è solo una parola, ma è anche proprio una sensazione. Ecco, dottoressa Ghidoni, lei commercialista e nella Lega parliamo di imprese, cioè abbiamo parlato prima del discorso che l'imprenditore comunque è un po' solo soletto, più che altro manca un riferimento di crescita. Certo. Sicuramente community come quella di Ad Hoc potrebbero sicuramente aiutare moltissimo, però lo Stato, il governo dico in generale, in questo periodo ha un po' abbandonato le imprese, cioè non si sono create, come dire, manovre populiste come... senza, diciamo, con questo voglio dire da dove vengono le manovre 5 Stelle, Lega, eccetera, però sicuramente il reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100, sono cose più legate a creare consenso piuttosto che creare quelle che secondo il mio punto di vista sono le cose vere, cioè creare posti di lavoro. Sì, il tema è sicuramente molto interessante, molto difficile anche perché comunque abbiamo una crisi economica che va avanti da molto tempo, noi in realtà non ne siamo mai usciti del tutto. Non credo che sia vero comunque che siano stati abbandonati gli imprenditori, perché quella parte di programma che prevedeva la flat tax è comunque stata realizzata con riferimento ai piccoli imprenditori, alle piccole partite IVA, che sono poi la parte più debole delle partite IVA, perché comunque gli imprenditori con un volume d'affari fino a 65.000 euro, che è appunto il limite a cui è stata applicata sulla base dell'ultima finanziaria, a cui è stata applicata appunto la flat tax, rappresentano le partite IVA che non hanno nessuna tutela, sono quelle partite IVA che se non lavorano, non fatturano, molto spesso non hanno una struttura e quindi erano, per così dire, vessati da una tassazione che in Italia è sicuramente eccessiva. E quindi direi che comunque una parte dell'attenzione di questo governo è stata
in ogni caso in direzione del mondo dell'impresa, partendo appunto dagli imprenditori più deboli. Certo che c'è ancora molto da fare. Anche perché poi i 5 Stelle hanno bloccato di fatto l'operatività sui grandi cantieri, quindi di fatto il famoso non su tutto, di fatto hanno sicuramente impedito. C'è anche la questione dello sblocca cantieri, che comunque è bloccato, cioè i grandi lavori sono comunque bloccati da molti anni, c'è un grosso problema con il codice degli appalti. Sì, c'è tutta una situazione particolarmente vischiosa in Italia, nel mondo dell'imprenditoria, c'è un sistema paese che sicuramente non fa squadra, quindi condivido molto quello che ha detto il signor Giordano, e anche sul carattere, per così dire, degli imprenditori veneti con cui io lavoro da tanti anni. E devo dire che siamo veramente focalizzati solo sul lavoro e sulla produttività, diciamo così, e questa è sicuramente una qualità, perché poi l'imprenditore veneto è arrivato dove è arrivato proprio perché ha questa dedizione al lavoro, però c'è da dire che molto spesso questo è anche un limite. Ad esempio c'è anche un problema proprio di passaggio generazionale all'interno dell'imprenditoria veneta. Tante volte l'imprenditore fa fatica a accedere all'azienda, a scambiare informazioni addirittura con i propri figli, e non parliamo poi se deve aprire l'azienda a qualcuno che viene da fuori, cioè a un manager, come si usa magari in altri sistemi. E questo secondo me rappresenta un grosso limite per le imprese venete. Altre volte invece l'imprenditore, magari invece proprio perché non vuole fare entrare nessuno che non faccia parte della propria famiglia, costringe magari figli che vorrebbero fare tutt'altro, oppure che magari non sono portati o hanno comunque altre ambizioni, li costringe invece a rimanere in azienda. E anche questo secondo me non è positivo, e appunto ci dovrebbe, a mio parere, essere una maggiore apertura dal punto di vista manageriale, come accade in altri luoghi. Ecco. Sono d'accordo con lei, io credo, abbiamo detto anche parecchie volte in queste puntate precedenti, e da gennaio che c'è questa trasmissione del giovedì, che questo individualismo ha danneggiato il Veneto in generale, perché purtroppo quello che si fa, i prodotti, le caratteristiche, anche la storia di Veneta non si conosce al di là del confine della regione, ed è una cosa assurda, ma certe volte capita che anche i prodotti tipici di una città non sono conosciuti da una città che è distante 20 chilometri. Questa è la conseguenza di quello che diceva lei, Ghidoni, dell'individualismo, cioè io basto a me stesso, faccio tutto mio, lo dico male, mi alzo alle 5 di mattina ma vado a dormire a mezzanotte, sono geloso di quello che faccio, non condivido. Invece bisogna condividere di più, anche perché la globalizzazione ci sta portando comunque a una condivisione, e se non lo facciamo fra di noi il rischio è quello di finire fuori mercato. Favaron, la Ghidoni ha detto che comunque il governo sta facendo parecchio per le imprese. Io da imprenditore, se devo fare una valutazione, dico che addirittura il PD con Renzi ha fatto di più, che poi insomma in teoria sarebbe un'iperbole, perché non sarebbe, però Job Act, l'industrializzazione 4.0, cioè tutte quelle iniziative, il reddito di inclusione, che comunque è una forma comunque di reddito di cittadinanza, però all'epoca, la crisi, non c'era questa crisi fra virgolette mondiale, però la reazione, comunque l'appoggio che c'è stato da parte del PD alle imprese è stato all'epoca più forte. Ma dobbiamo sicuramente prendere atto che al momento del passaggio dal governo Gentiloni e Renzi prima all'attuale governo, la situazione era sicuramente diversa dal punto di vista economico complessivo. Il nostro era un paese in quel momento in una fase ancora di crescita, che aveva portato ad abbassare il livello di esposizione su alcuni punti importanti riguardo al debito, riguardo alla possibilità di far fronte quindi a un ulteriore passaggio di crescita. Ci troviamo adesso, per una serie di scelte o di non scelte che vengono fatte, a una situazione bloccata.
Ci possono stare le congiunture economiche, ci possono stare i temi dei dazi, sta di fatto che questa situazione sta creando una tensione incredibile a livello di occupazione, abbiamo una disoccupazione in aumento, abbiamo difficoltà per tante aziende che chiudono in questi giorni. Anche nella nostra regione assistiamo alla chiusura o l'idea di portare fuori dalla nostra realtà delle produzioni. Faccio riferimento alla Knorr proprio tra ieri e oggi, e possiamo dire che siamo un po' perplessi perché vediamo una situazione dove il governo dimostra di non saper cosa scegliere, non sa cosa si bloccano a vicenda, perché in qualche modo c'è il tentativo soltanto di portare l'attenzione a un dato puramente di consenso. E in una situazione dove in realtà bisogna lavorare insieme, la cosa ci stupisce. Stiamo parlando per esempio di Europa e è incredibile vedere che la possibilità di una grande azienda come la FCA, che è italiana, è una delle più grosse aziende a livello nazionale, fa un possibile accordo con la Renault per promuovere un prodotto che è fondamentale per l'assetto economico complessivo del nostro Paese, è un governo che è bloccato. Questo come su tantissime altre cose. Abbiamo avuto domenica scorsa l'incidente a Venezia con il problema delle grandi navi. È da 1 anno e mezzo che è bloccato tutto e c'è bisogno di agire di conseguenza proprio per evitare ulteriori problemi. Quindi è una situazione che ci auguriamo possa terminare per il bene di tutti, per il bene del Paese, per il bene di questa regione, che probabilmente deve cominciare a ragionare in termini di sviluppo diverso. Sono stato molto contento di sentire l'esperienza delle imprese ad hoc, che in qualche modo mettono in evidenza come è importante fare comunità. È importante fare comunità tra le imprese, tra i soggetti sociali, anche perché o cresce la dimensione di comunità e di condivisione, altrimenti anche sul piano delle prospettive lavorative e di sviluppo sostenibile di questa regione praticamente rimaniamo bloccati. Il rischio ovviamente che compete ancora a noi imprenditori rimboccarci le maniche e ripeto, non facciamo l'errore di isolarci, perché se ci isoliamo veniamo distrutti. Se dobbiamo avere il coraggio di uscire dalla tana, di incontrare il nostro confinante, di scambiarci l'esperienza, perché lo scambio ci permette di crescere. Non facciamo l'errore di isolarci, non è più il tempo di farlo. Ecco, a grande richiesta, perché voi sapete che c'è anche un numero di telefono, ci è stato chiesto un secondo sketch. Maretto, se la sente, ve la sentite di fare un altro? Sì, direi di sì. Ah, va bene, dai. Allora vi lascio la palla, perché più persone ci hanno chiesto col telefono, con messaggi, di chiedervi di fare un altro sketch. Vuoi introdurre la scena? Sì, introduciamo questa scena dove ha bisogno di una piccola precisazione e preambolo. Praticamente Antonio, che ha sempre detto che lui non moriva, invece poi è morto. È morto e si presenta in quello che lui crede essere il paradiso, e di fronte si trova l'onnipotente, che poi sarei io, anzi mi devo togliere questi occhiali che non sono quelli di scena, che ha, diciamo, un taglio forse un po' diverso di quello che si può immaginare. E mi è venuto molto da ridere perché sentendo parlare il signor Giordano, che fa l'imprenditore, ecco, diciamo che il taglio di questo Dio è un po' da manager e ha il suo ufficio, ha il suo computer, adesso non c'è, però insomma alla fine la scena poi è quella. Quindi c'è Antonio, ci siamo già fatti i convenevoli, ci siamo salutati, mi sono presentato e lui si guarda intorno un po' spaesato ha già visionato un video dove praticamente scopre che la nuora cerca di circuire suo marito, che sarebbe suo figlio, per avere tutta l'eredità. Adesso mi credi?
Senza volerlo e senza colpa ti sei ritrovato circondato da serpi velenose. Ma tutti? È molto più complicato di quello che può sembrare, Antonio. Ma manca me ne voda che vuole tanto bene a suo nonno, ma tanto, no? La ragazzina è soltanto una viziatella che ama solo se stessa e il suo iPhone. Ma il problema non è neanche quello. E quale sarissi? Che non sei suo nonno. Come? Cosa? Cosa si devo dire? Butta che mi venga un infarto. Ma se puoi morire 2 volte. Ascolta, siediti che ti spiego. Allora, anni fa, Adelaide, già fidanzata con Ettore, si è fatta prendere dal fascino dell'artista da bel mondo che tuo fratello millantava. Da lì a una notte di peccaminosa passione, il passo è stato breve. Poi però Luciano si è defilato e Adelaide si è dovuta, poveretta, accontentare di Ettore, uomo sottomesso e incline alla manipolazione. Ma io non sai niente. Beh, se parli di tuo fratello, certo che sa tutto, ci mancherebbe. Ma se parli di Ettore, no, è ignaro. Per questo Adelaide bramava di ottenere un testamento firmato da te che lasciavi tutto al figlio. È chiaro. E adesso c'è una ragazzina che potrebbe accampare pretese. E poi, insomma, c'è uno zio che non è più zio ma è diventato padre. E c'è un padre che non è più padre ma è rimasto soltanto figlio. Basta, non capisco niente. Deve fare un casino che Dio dice basta. Che ti dici basta. Capisco che non capisci, Antonio. E adesso cosa faccio adesso che sono qua? Cosa faccio? Ma è niente. Tutti quelli che ti stavano vicino, hai visto, nascondevano molte cose. Altre? Già, chi più e chi meno, ciascuno aveva i suoi scheletri nell'armadio. Il dottore di cui ti fidavi tanto non ha mai preso uno straccio di laurea. Anzi, se non ricordo male, non ha neanche la licenza media. Te dico che non mi stupisce. C'è pieno di dottori che esercita ma non ha il titolo. Già. Però quello che mi fa veramente girare i maroni è il fatto che se me avesse dai medicine giuste, mia sta ora non sarebbe qua. Senza offesa per io, che mi pare un bravo cristiano, senza offesa. Ma cosa gusto? Averlo saputo prima mi sarebbe da passa gioia, che avrebbe fatto feste, che avrebbe viaggi. Antonio, per cortesia, insomma. Ah, ma sarebbe messa tutte le domeniche, tutte le domeniche. A proposito, neanche il tuo buon parroco è quello stinco di santo che sembra, sai? Neanche io. Era spesso a casa tua, ma non per liberare l'anima dal peccato, ma semplicemente perché gli serviva una stanza. Lo so, per i tosetti dell'oratorio, poveretto. Ma quale poveretto? Ma quale ragazzini dell'oratorio? Ha il vizio del gioco e gli serviva un luogo appartato, lontano da occhi indiscreti, per farsi in tranquillità le sue partitelle coi compari del paese. Che piace battere il fanteggio, Già. Ma su a skate? Esatto, quelli delle offerte della domenica. Oh, porca della miseria, adesso sì che se Dio girame veramente. Ciao, ascolta, e dato che siamo in baio baemo, e spiegami, dimmi, e chi è all'orella, chi è femmina, sommi ben che vuoi fregarmi che è femmina, dimmi, come Antonio, che mi frega all'orella? Come dite voi in Veneto, quando uno è un po' tonto? Mona! Esatto! Ma Antonio, ma Lorella è stata l'unica che ti ha sempre voluto bene con cuore e sentimento sincero. Oddio! Scusa, signor Dio, mi scusa. Ma guardati che roba! Senti, cose che mi tocca sentire. Uno pensa di essere sempre stato sul giusto e dopo si incorsa che ha sbagliato su tutti e su tutto. Ma guardati! A volte che governo io oggi sulla verità, anche qui a chi sarà in sua vita. E adesso cosa faccio? Adesso mi sono qua, cosa faccio? Senti un po'. Vedi, ogni tanto qualcosa mi stupisce al punto tale che mi viene voglia di scompigliare le carte. Anche io come il prete che piace battere il fante? No, Antonio, intendo dire che infrango le regole. D'altronde, se non posso io, chi può? Senti, fra un po' tutti arriveranno nella tua casa, anzi nella tua ex casa, per una sorta di ipocrita ultimo saluto. In quella circostanza qualcuno potrebbe andare a fare una visita e chi c'è che viene a farmi visita? Ma tu, Antonio!
Cioè mi vado a farmi visita a me medesimo. Antonio, mi sta venendo voglia di ritirare l'offerta. Ma se non capisco niente, te mi fai un casino che Dio dice basta, che ti dici basta. Dai, spiegami bene che sto pitendo, dai. Allora te la spiegami faccio meglio. più semplice. Senti, allora io ti concedo ancora 6 ore per tornare laggiù e questo lo deciderai tu. Sarai puro spirito, nessuno ti vedrà e nessuno ti sentirà. Beh, mi piace sta roba di spiritarmi un po' 6 ore, perché te sa cosa si dice da noi altri? Cosa? Che 6 ore a crescere, 6 ore a caia come a marea. Cioè? E cioè, se prima roba va male, prima o poi andrà anche via. Beh, dai, allora Bene. d'accordo? Grazie, Hai ancora signor Dio. 6 ore, però sbrigati che Grazie. il tempo stringe. No, adesso per vado, te. signor Dio. Potrei domandare una roba, signor Dio? Prego. E ora? No, questo non lo posso Ma permettere. dai! No, Ma mi dai! dispiace. Ma dai, fammi, dai! Questo non lo ho più. Va bene, facciamo un altro strappo alla regola. Ecco, tieni, usa questa. Però muoviti! Grazie, signor Dio! Dai, su, Grazie! 6 ore passano, Adesso sì che scominci la festa! Tony, se devo tornare! Complimenti. Marco, lanciamo la pubblicità perché siamo in ritardo. Grazie. Lanciamo la pubblicità. Business plan e quant'altro, però la prima cosa che dobbiamo normalizzare siamo noi. Nella mia testa il sogno di diventare imprenditore già a 16-17 anni. Sei molto più preparato di me. Un grande applauso per Allora siamo in chiusura, ringraziamo innanzitutto i nostri amici di presidente della compagnia teatrale amatoriale Maretto, gli amici del Teatro di Pianiga, veramente sono stati bravissimi quest'ultima performance a richiesta, perché sono stati anche bravi vabbè, ma là la professionalità, subito vi siete messi in gioco, però un sacco di persone ci hanno chiesto, vogliamo vedere ancora, quindi veramente complimenti. Vi aspettiamo a teatro. Grazie, allora. tutti a teatro. Ovviamente Grazie. bisogna favorire il teatro, perché il teatro, ripeto, è quella cosa che dicevamo con Agrizzi di ad hoc, quell'energia che si respira solo stando fra esseri umani. Il concetto, Agrizzi sarà d'accordo con me, è inutile isolarsi, l'imprenditore non deve più stare da solo, non deve pensare che di poter risolvere da solo i problemi. Non si tratta di dire bello orgoglio, ma mettiamo via l'orgoglio, non c'entra niente l'orgoglio, dobbiamo essere anche umili, accettare che non siamo perfetti, non possiamo essere commercialisti, avvocati, consulenti aziendali, fiscalisti, consulenti marketing, comunicazione, bisogna anche avere l'apertura mentale di dire confrontiamoci con gli altri e lo scambio ci fa crescere, se invece ci isoliamo chiudiamo. E questa è una regola comunque dell'economia e dobbiamo pensare così e comunque pensare che unendo le forze promuoviamo noi stessi ma anche il Veneto, perché la nostra amata terra, dico nostra perché ormai io sono qui da quasi 30 anni, più della metà della mia vita l'ho passata qui, ha bisogno della nostra energia. Se invece noi ci isoliamo danneggiamo anche noi stessi e anche il nostro territorio. E poi hai voglia di parlare di autonomia. L'autonomia è creare la coscienza della nostra consapevolezza, della nostra forza. Questa è la vera autonomia. Ecco, io ringrazio allora, perché siamo in chiusura, ringrazio Alberto Maretto
presidente e attore della compagnia teatrale amatoriale Amici del Teatro di Pianiga. Grazie a voi. Grazie a voi. Poi Arcavio Agostini, Nicola Patron, Elena Stefanello, che sono gli attori che bravissimi che hanno accompagnato la nostra compagnia, veramente bravi. Poi abbiamo invece qui alla mia sinistra Giordano Agrizzi, presidente di Ad Hoc Consiglia, che ho invitato molto volentieri, perché voi avete visto che nelle ultime puntate ho sempre parlato di imprese, ho sempre parlato della necessità di aggregarci, della necessità di vivere assieme anche la voglia di cambiare, di manifestare questa voglia anche all'esterno, perché lo Stato non si può accorgere della voglia di cambiare se prima non lo facciamo capire, ma uniti, perché uniti si può vincere. E Giordano Agrizzi ci ha portato la sua testimonianza della sua community di impresa, dove l'energia personale è favorita, lo scambio di idee fra persone che partecipano è favorita, e lo scopo è quello di accrescere le proprie competenze. Poi abbiamo di seguito Valerio Favaron, che è segretario della città metropolitana di Venezia per il Partito Democratico, e ringraziamo, assieme a Paola Ghidoni della Lega Padova. Che dire, ci vediamo comunque, voi sapete, giovedì prossimo per l'Insieme delle Persone Miso Veneto, e poi invece domani sul canale 84 sempre a parlare di politica, sempre a parlare di cultura, sempre a parlare di imprese. Io con i nostri ospiti ce la voglio mettere tutta e fare la mia parte perché le cose possano realmente cambiare, anche grazie a voi che ci guardate.